Good morning. Today we eat polpette di pesce by Azione. The ingredients we need are garlic, grated bread, grated cheese, salt, egg, parsley, black pepper, and of course the fish so-called pesce by Azione, and potatoes. Let's take some grated bread. Let's add the fish pesce by Azione, some parsley, some grated cheese, some minced garlic, a pinch of salt, a pinch of black pepper, and an egg. Let's take the potato and let's grate it finely. Then let's add the potato to the rest, and let's knead everything until we will have an homogeneous mixture. Now let's go to cook them in the frying plate. We are ready to start. Let's oil our hands with some oil. Then let's take some of the mixture and make a ball. Let's crush it and let's put it in the frying plate. Let's keep on making the balls and cooking them. Let's take the balls in the colder part of the frying plate in order to have a good cooking. Now our balls are cooked. Let's put the balls into the plate. Let's add a trickle of oil of first quality olive. The dish is ready. Aggiungiamo la patata al tutto e andiamo a impastare il tutto. Finché non riusciamo ad avere un impasto abbastanza omogeneo. A questo punto andiamo a cuocerle sulla piastra. Quindi siamo pronti per cuocere. Ungeremo le nostre mani con un filo d'olio d'oliva, in questo modo, prendendo un po' del nostro impasto, lo schiacciamo e posiamo sulla piastra, continuando l'operazione. Sfruttano con la forza e con l'inganno, o mondo intero con tutte le gente, ha fabbricato armi micidiali, casco sarebbe distruggere lo male, ha fabbricato armi micidiali, casco sarebbe distruggere lo male. I popoli civili europei, venuto un medioevo lungo e scuro, varcando il mare sopra le galeye, le Maya e gli Aztechi era a trovare. Ste popoli credevano alle dei e le cristiane non lo sopportavano. Pigliandosi le terre e le ricchezze, trattando le persone e pagliazzi. Lo mondo tutto fu colonizzato. Tre popoli civili acculturati, e tutte le ricchezze depredato, e gente come schiave trascinate. Così c'è stato quel che s'ha arricchito, campando sopra un mondo raffamate. Metteremo le polpette nella zona più fredda della piastra al fine di garantire una cottura all'interno. A questo punto
A questo punto le nostre polpettine sono cotte. A questo punto impiattiamo le nostre polpettine aggiungendo un filo d'olio extravergine d'oliva. Il piatto è pronto, buon appetito!